L'idea è quella che il Comune di Venezia troverà le risorse per rifondere i danni di queste vetrine in quota parte. Noi pensavamo un 50% fino a un massimale di 2.000 euro. Risarcire il 50% dei danni fino a 2.000 euro a negozianti, esercenti, associazioni culturali o sportive che hanno subito una spaccata. Di fronte ad un fenomeno che si ripete con cadenza pressoché quotidiana un po' in tutto il territorio comunale, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro annuncia un gesto che vuole essere di vicinanza e solidarietà delle istituzioni verso i suoi concittadini. Devo parlare con i miei assessori, dobbiamo stendere una delibera di giunta, ma immagino 2 o 3 settimane al massimo. Saremo molto operativi e saremo retroattivi anche, perché non sarà solo da oggi in poi, ma prenderemo anche, non so, gli ultimi 2 anni di quello che è successo. Chiaramente con fatture, con tanto, poi faremo anche un accordo con la di finanza per verificare che non ci sia quello che poi se ne approfitta, ma insomma non è questo il tema, lo faremo bene, ma pensiamo di voler agire. Dobbiamo dimostrare ai cittadini che facciamo qualcosa e che io oltre la mia fantasia non vado. Brugnaro non esclude che in futuro la stessa iniziativa possa essere estesa a tutta la città metropolitana. Venezia, aggiunge il sindaco, resta in prima linea contro la criminalità. È la città più videosorvegliata d'Italia e la sua polizia locale, agendo di concerto con le altre forze dell'ordine, ha recentemente raggiunto un numero di espulsione di clandestini tra i più alti. Occorre però anche un cambio di marcia deciso a livello nazionale. Io credo siano molte persone, non credo ci sia un'unica persona. A me mi sembrano rapine da disperati, che fanno danni molto più di quello che portano via. E sono disperazione però che crea ulteriore disagio, ulteriore disperazione. Rischiamo anche che la gente, i cittadini rischiano di farci giustizia da soli. Io ho proposto più volte di fare una nuova norma con un giudice penale di pace, no? Che possa diventare, il giudice di pace possa avere poteri penali e magari almeno farle tenere in cella da noi, almeno 10 giorni. Io ho detto fino a un massimo di 10 giorni, però qualcosa devi fare, non è possibile che non si faccia nulla.